Che cos'è l'imprevisto? Qualcosa che arriva all'improvviso e non te l'aspetti. L'imprevisto è una cosa che non ti aspetti. Che cos'è l'imprevisto? Ecco, questo è proprio un imprevisto, una domanda in attesa. Stasera parliamo di imprevisto, ma per un giovane cosa significa imprevisto? Imprevisto, qualcosa di inaspettato che potrebbe essere negativo, per cui è sempre meglio cercare di essere previdenti e di calcolare il più possibile delle eventualità che potrebbero pregiudicarti. Quando si è giovani si pensa all'imprevisto. Sì, cioè nel senso, soprattutto quando si iniziano a fare dei progetti per il futuro. Un giovane tende a non pensarci perché ha una visione positiva della vita, però sarebbe meglio che in realtà ci si ponesse degli interrogativi il prima possibile, proprio per garantirsi un futuro sereno. Sicuramente un'assicurazione magari o sulla vita o sugli infortuni. Sicuramente magari chi ha un'azienda in proprio dovrebbe tutelarsi maggiormente anche in caso di malattia o altre cose. L'imprevisto può essere appunto un imprevisto sulla casa, un terremoto come abbiamo visto in molte parti d'Italia, l'imprevisto può essere un incidente d'auto con conseguenze per chi guida e quindi con un'invalidità, quindi è molto importante andare a coprire ciò che non si vorrebbe mai pensare. La migliore strategia per realizzare i propri progetti di vita è iniziare con il piede giusto. Davanti alla platea del Club Giovani Soci di Banca Veronese, nell'ambito della Festa del Riso a Isola della Scala, la parola d'ordine è stata dall'inizio protezione. Chi inizia un percorso di pianificazione finanziaria dovrebbe sapere che rischi e imprevisti sono in agguato. Previdenza, risparmio, investimento e passaggio generazionale sono le tappe successive del modello ideale di programmazione finanziaria. Tanto meglio poi se il percorso virtuoso inizia dalla giovane età. Questa sera si parlerà appunto di quanto è importante assicurarsi in tutti gli ambiti. È una cosa molto importante appunto perché l'età dei ragazzi cominciano sempre dopo, diciamo, a lavorare, si comincia sempre dopo, quindi per i genitori ma anche per i ragazzi è molto importante assicurarsi da tutti i punti di vista, soprattutto dal punto di vista previdenziale. Per conoscere e per prevedere è necessario sbarazzarsi di schemi mentali che appartengono all'inconscio e che falsano la percezione del rischio e del pericolo. Un buon consulente può fare la differenza per costruire un piano che necessariamente deve essere tarato sulla persona. Quali distorsioni condizionano le nostre scelte? Sono distorsioni o anche trappole mentali, se vogliamo. Ogni persona è chiamata a fare continuamente delle scelte durante la vita. Queste scelte, ahimè, però sono condizionate dal nostro cervello emotivo, non rispondono quindi alla ragione, alla riflessione, ma sono date dalle emozioni, agiamo d'impulso, è una cosa istintiva che appartiene al nostro essere scimmia, se vogliamo. Ahimè, però condizionano poi il nostro futuro. La rimozione, per esempio, di fronte ad imprevisti ed eventi imponderabili, il nostro cervello tende a rimuovere, a non considerare quei rischi, perché è mosso dal sentimento di paura e la paura ci spinge a scappare, a rimuovere. Altro meccanismo è l'ottimismo. L'ottimismo invece è magari mosso da un'emozione positiva e fa parte del nostro spirito di sopravvivenza. Se non fossimo ottimisti probabilmente ci saremmo estinti.